Goccia di Rugiada Fioreria nasce nel 2014. Precedentemente avevo iniziato a fare un corso base per fioristi alla scuola fioristi del Friuli Venezia Giulia. Poi una mia amica di Teglio Veneto mi ha detto con un passaparola quindi che l'attività della fioreria qui a Teglio stava cedendo l'attività e quindi mi sono presentata, insomma qualche mese dopo è partita la mia avventura così con il passaparola. All'interno della fioreria mi piace anche sperimentare nuove tecniche. Una di queste sono per esempio le carte fatte a mano, quindi con la carta riciclata che poi io decoro con i fiori, con i petali essiccati. Questo prodotto per esempio mi permette di realizzare poi dei vasi, quindi dei complementi anche d'arredo che sono pezzi unici ma soprattutto fatti a mano. Sono stata contattata per una consegna qui a Teglio Veneto qualche anno fa e mi è stato proprio chiesto: lei è la fioreria di Teglio? Sì. Di quella all'incrocio con via Roma? Sì. Davanti al condominio? Sì. Allora bene, devo fare una consegna alla signora Elena. Benissimo, preparo il mazzo, ci accordiamo, vado al condominio, però non trovo il numero civico indicatomi, quindi ricontatto la signora e dico: guardi, sono al condominio davanti all'ingresso della signora Elena, ma il civico non corrisponde. Ma lei è la fioreria di Teglio? Di Teglio? Sì, Teglio Veneto, ho risposto. Ah no, io cercavo Teglio Lombardo. E quindi niente, quindi abbiamo capito che in Italia c'è un Teglio in provincia di Sondrio. Sicuramente il Covid ha portato dei grandi cambiamenti anche nel commercio. Il primo che mi viene in mente è la prenotazione, quindi la gente è molto più propensa a chiamarti prima, a contattarti o a passare prima in negozio per scegliere e decidere l'omaggio floreale che intende fare, e questo è un grande vantaggio. Una grande attenzione adesso del cliente anche sulla ricerca dei materiali. La clientela chiede anche dei materiali che siano più sostenibili. Tra le nuove proposte sono ad esempio i fiori secchi, che oggi vengono lavorati in maniera molto più moderna. Io mi auguro che sia un po' la riscoperta nei giovani di questi lavori artigianali, che sono comunque lavori creativi, quindi danno anche spazio all'innovazione e alla creatività.